questa chiesa, se no ve ne potete andare, si prega con il cuore, con la testa, con la bocca, con la fede, con il corpo. Si prega con tutto noi stessi. Quindi stasera non si prega in modo normale, si prega da innamorato, da innamorato. E se ci riuscite, o riuscite ce lo dovete fare, si prega sorridendo. Stai soffrendo, sorridi, perché Satana ti vuole arrabbiare neutro, in odore, in colore, in sapore. Vuoi fare arrabbiare Satana? Canta sorridendo. Ma che me la Allora volete fare tutto il canto mentre ci prepariamo? Sapete che faremo stasera l'esperienza spirituale unica, faremo la diretta, però speriamo che qualcuno non mi vada a denunciare a San Giudizio. Magari se mi denuncia, a me non c'è cosa, se devo fare preghiere, io devo fare preghiere come dicevo, non preghiere in odore, in colore, in sapore, preghiere a dare una buona nostra. Proviamo a fare tutto il canto, ci siete? Noi faremo solo il ritornello e invece le varie strofe le fate voi, va bene? Proviamo. Thank you.
bisognava essere cristiani normali. Siamo senza cervello, sapete perché? Siamo tutto cuore. Il cervello non funziona solo il cuore. Noi siamo persone che amano. Se vogliamo ragionare, il cervello faceva di andare pazzi. Quindi stasera sciogliamo il cuore. Per questo siamo qui. Bene? Ci siete? Dove siete? Sicuri? Sì. Qualcuno con la testa non sta ancora preso. Quelle due porte non si apre, passi un po' tardi, fa troppo caldo. Apri. Siamo qua, non siamo più.
sia lodato e ringraziato in ogni momento. Santissimo Benissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora ci troviamo davanti a Gesù. Lui è realmente presente. Se lo guardiamo con gli occhi della fede riusciamo a vederlo. Chiediamo la nostra guarigione fisica e spirituale. Chiediamo di fare anche noi nel nostro piccolo, con tutta la nostra ruggine, nonostante la nostra ruggine, di vivere la nostra esperienza di Pentecoste. Quello che è successo agli Apostoli desideriamo che avvenga. Maria ha detto ecco avvenga. E anche noi come Maria vogliamo dire ecco avvenga. Non devi avvenire, non avvenga stasera. Che il Signore ci ha raccolti e desidera che nasca stasera un popolo nuovo. Un popolo nuovo che si libera, che Lui ha rinnovato. Anche se è un popolo ferito, popolo umiliato e calpestato, popolo emarginato, popolo debole, popolo di peccatori, di peccatrici, popolo castigato dal male, dai problemi, dalla malattia, popolo che soffre, popolo depresso, popolo stanco, popolo abitante nel deserto. Molti di noi da anni abitiamo nel deserto, e molti di noi da anni vivono all'inferno. Quanti di noi continuiamo a dire non ce la faccio.
Bene, se tu ti ritrovi in questo settore di persone, ti do una bella notizia. Lui ha raccolto questo tipo di popolo, non un popolo perfetto, ma un popolo mendicante. Ai poveri, ai curvati di Ariano Vita, ai castigati. C'è la bella notizia. Non interessa, direbbe qualcuno, come stai. Interessa stasera come uscirai. Perché lui ti ha mandato a chiamare. E già ha messo il suo nome, il tuo nome, nel libro della vita. Lui vuole fare di te, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, una fonte di gioia, non di rabbia, di odio, di veleno. Stasera in questo non te ne sia accorto. Lui ha messo nel tuo cuore la voglia di risurrezione di vita. Mettila a disposizione. Qualsiasi cosa lui farà in te, lascialo fare. Vogliamo fare l'esperienza di una preghiera passiva, recettiva, perché molte volte quando preghiamo facciamo le nostre spremute di preghiera, non servono a niente. Fai tu di me quello che vuoi. Lasciate fare tutto a lui. Ma se lui comincerà a lavorare, a svegliare lo spirito, non bloccare, non ti chiudere, non continuare a ragionare, non continuare a voler fare quello che ti succede. Lo fai Signore della tua vita. E voglio chiedere un altro preghiera, anche con l'aiuto di Albert e di Pino. Gesù, per favore, aiutate, voglio bene, lo desidero per me, ma io penso che lo desidero anche quelli che stanno dalla diretta. Quanti sono? Parenti? Stasera si vola, non si striscia come i serpenti. Non vogliamo una fede da serpente, non vogliamo una fede neanche da galline. Le galline hanno le ali, ma svolazzano, non volano. Neanche le ali di un uccello o di una colomba. Chiediamo al Signore le ali di un'aquila che vola altissimo. Gesù, faccia un regalo, faccia assaggiare per pochi minuti un po' di paradiso. Faccelo gustare. Vogliamo vivere un'esperienza di paradiso, vogliamo volare altissimo come le aquile, in alto i nostri cuori. Lo diciamo durante la messa, non lo facciamo, perché i nostri cuori non sono solo che in basso, ma stanno sotto terra, in alto. Stasera si vola e si vola in alto, perché Lui ti attiva e dice: vieni, guarda poi, sali, non cadrai, perché le mie mani ti sorreggeranno. Sali. Se vi viene voglia di pregare a modo tuo, non soffocare lo spirito, perché non siamo abituati a volare. Stasera si vola. E voliamo tutti. Non ingranate la retromarcia, non frenate la preghiera, perché Satana
mi frena, mi blocca, ma sì, mi vergogno, ma ho paura, ma non l'ho mai fatto, ma voglio capire che mi sta succedendo. Ehi, non ho capito niente proprio, e invece non capiamo niente. Si vola perché lui ti ha mandato a chiamare stasera. Tu non sei qui per caso o per propaganda, sei perché lui ha detto vieni, con tutte le tentazioni, con tutti i problemi, con tutte le difficoltà, sei qui. Vogliamo chiudere gli occhi, fate un canto, ci arrendiamo. Svegliamo questo desiderio. Vogliamo svegliare questo desiderio. Cuore a cuore con Gesù. Se dentro me verso la speranza, quando preghiamo con il cuore, no? Con la bocca, con la mente, ma preghiamo anche con il corpo e preghiamo anche con la danza. Non siamo abituati a pregare danzando come fanno in certe nazioni. Siamo abituati a pregare appena non bocca, alzando le braccia al cielo, Signore che non ci hanno abituato. Invece i ragazzi offriranno la loro giovinezza, danzeranno davanti al Signore. Perché è una cosa bella, perché vedete questi ragazzi non sono più ragazzi, sono degli angioletti che girano attorno a Gesù. Quindi gustiamo questo momento di intimità con Lui.
Quindi cantatelo al Santo Crocifisso, perché lui dice l'onore, la lode e la gloria alla me, comando io. Il mondo è nelle mie mani, io sono il principe di questo mondo, le nazioni sono mie, le famiglie sono mie, i giovani sono i miei, le chiese comando io. Allora quando facciamo questo canto, lui si arrabbia, ma sapeste come si arrabbia? Perché non vuole che cantiamo, perché quando andremo in paradiso noi faremo questo canto. Non lo sapete? Quando andremo là, che faremo tutta l'eternità? L'onore. Dovete impararlo stanotte, quando vi alzerete per andare, vi metterete a cantare. Quando avrete le tentazioni, canta questo canto. Quando avrete le interferenze di qualcuno, canta questo canto. Quando non vi sentite bene, non bestemmiate, fa questo canto. Quando vi faranno soffrire, fa questo canto. Perché lui, sapete che fa? Vuole che ci arrabbiamo, che bestemmiamo, che malediciamo, che impreghiamo. Ha vinto lui una serie di pace. Volete spaccargli le corna? Sì o no? Sì. Dove state? State qua o state là? Non tornate indietro. Seduti. Sentite, il profeta Isaia al capitolo 34, ai versetti 6-17, ci fa una descrizione di una guerra dell'esercito celeste, una guerra tra il cielo e la terra, e a un certo punto Isaia nomina degli animali. Dovete sapere, non so se voi siete più esperti di me, che molti demoni si impersonificano negli animali, in alcuni animali. Non so se siete mai accorti, alcuni animali sentono la presenza degli spiriti, dei demoni, delle ombre. Certi animali che abbagliano, che succede? Non ci sta nessuno, loro hanno gli ultrasuoni. Sentite che cosa dice Isaia: avvicinatevi, nazioni, per udire, e voi popoli prestate ascolto. Ascolti la terra quanti vi abitano e il mondo che produce. Il Signore è adirato contro le nazioni,
si è sdegnato contro tutti gli eserciti, li ha votati allo sterminio, si è arrabbiato alla terra, li ha destinati al massacro. I loro uccisi sono gettati via, si diffonde il fetore dei loro cadaveri. Grondano i monti il loro sangue. Tutto l'esercito celeste si dissolve. I cieli si arrotolano come un libro. Tutto il loro esercito cade come cade il pampino della vite, la foglia avvizzita dal filo. Poiché nel cielo si è inebriata una spada, ecco si abbatte su Edom, sul popolo che io sterminio per fare giustizia. Il Signore ha deciso di sterminare le nazioni. Poi dice, prendiamo la spada. Tieni a La spada del Signore è piena di sangue, è imbrattata di grasso, di sangue di agnelli e di capri, delle viscere grasse dei montoni, perché si compie un sacrificio al Signore a Bosra, un grande massacro della terra di Edom. Cadono dei soldi insieme con essi, gioventi insieme con tori, la loro terra si imbeve di sangue, la loro polvere si impingua di grasso, poiché è il giorno della vendetta del Signore, l'anno della retribuzione per la causa di Sion. I torrenti di quella terra si cambieranno in pece, la sua polvere in zolfo, la sua terra diventerà pece ardente, non si spegnerà né di giorno né di notte, perché salirà il suo fumo per tutte le generazioni, resterà deserta, mai più alcuno vi passerà. Attenzione, ne prenderanno possesso il gufo e la civetta, sono animali che personificano gli spiriti. L'ibis e il corvo vi faranno dimora, egli stenderà su di essa la misura del vuoto e la livella del nulla. Non ci saranno più i suoi idoli, non si proclameranno più re, tutti i suoi principi saranno ridotti a nulla, nei suoi palazzi cresceranno le spine, ortiche e carpi, delle sue fortezze diventerà una tana di sciacalli, recinto per gli struzzi, bestie selvatiche si incontreranno con le iene, i satiri si chiameranno l'un l'altro e là si poserà il lì e vi troverà tranquilla dimora. Si anniderà il serpente, vi deporrà le uova, le farà schiudere e raccoglierà piccole alla sua ombra, vi si raduneranno anche gli spalmieri, l'uno in cerca dell'altro. Cercate nel libro del Signore e leggete, nessuno di essi vi manca, l'uomo non deve attendere l'altro, poiché la bocca del Signore ha comandato e il suo spirito li raduna. Egli ha gettato per loro la sorte, la sua mano ha diviso per loro la terra con la porta, la possederanno per sempre, la abiteranno di generazione in generazione. Bene, questo brano di Isaia stasera ci presenta un elenco di spiriti che stasera nel nome di Gesù dobbiamo smascherare e mandare via, perché c'è stata la descrizione della desolazione e della morte. Stasera, che è la vigilia di Pentecoste, il Signore ci deve fare questo regalo. Deve sciogliere subito tutto ciò che ci impedisce di vivere nella casa del Signore, non nella città dello sterminio della morte. E allora io ho preso un piccolo appunto, perché desidero, anche con l'aiuto di Don Albert e di Pino, che in questo momento il Signore passi con il suo splendore in mezzo a noi.
e ci strappi dalla città della morte, ci strappi dalla città della desolazione. Il gufo è un uccello notturno che vive nelle foreste, è il simbolo del malaugurio. Il corvo è un avvoltoio che inghiottisce tutto e vive nelle zone aride. Si nutre di cadaveri, di anime dei morti. È nero, ha un verso buffo, il corpo inquietante, ed è colui che porta la morte e la sfortuna. San Benedetto poi lo tiene vicino a sé, nella medaglia di San Benedetto, vicino a lui c'è il corvo, perché quel corvo è simbolo anche di un pane. Sapete che San Benedetto doveva mangiare un pane avvelenato perché i suoi monaci avevano preparato per ucciderlo. Nella medaglia di San Benedetto c'è il corvo e quel corvo viene mandato da Dio a strappare dalle mani di San Benedetto il pane avvelenato. E nella preghiera di San Benedetto si dice: bevi tu nel cancio gerusalemme, bevi tu, o serpente, il tuo veleno. Quindi stasera chiediamo al Signore di incominciare ad agire nella nostra vita, di strapparci da queste presenze negative, dentro di noi, intorno a noi, a casa nostra, sul nostro posto di lavoro, soprattutto nella camera da letto e nel letto matrimoniale. La civetta, anche lui è un uccello che cammina di notte, è brutto, ha un canto bruttissimo da ascoltare, è un uccello che cammina di notte. Bisonte e toro, dice Isaia, simbolo di forza, sono tutti gli animali che vivono in questa città della morte. Poi c'è l'ibis, viene nominato questo ibis, che è il Dio e la scrittura della magia, è il demonio che fa impazzire, che tocca il cervello, che porta confusione nella testa. Poi c'è il demonio femminile. Sapete che quando si fa un maleficio, i veri babbi, quando devono mettere gli spilli o gli spilloni, il primo spillo o spillone lo mettono nei genitali, maschili e femminili, soprattutto femminili, per la creazione, per la procreazione, perché la donna è la persona capace di dare famiglia. E questo demonio femminile ingannatore si chiama Lilith. Stasera, nel nome di Gesù, devi andare via. Montoni cantano, maiali, sciacalli, struzzi, gatti selvatici, iene, serpenti velenosi e bruciati, spalvieri. Chiediamo al Signore che in questo momento infonda in noi uno spirito suo, nuovo. Chiediamo al Signore di raggiungerli tutti, uno per uno, e incomincia a fare lui pulizia in tutti, subito, adesso. Ci sia
su di noi, sulla nostra pelle, sul nostro corpo, lo spirito di rigenerazione divina. Chiedete al Signore che ordini a tutti questi spiriti vaganti, questi spiriti di tormento, di stordimento, di sessualità sporca, di fissazione, di ossessione, di depravazione, di tradimento, di legame agli organi genitali maschili e femminili, che in questo momento ci sia uno spirito di liberazione divina su tutto, anche su noi, anche sulle sue, su tutto. Il tuo corpo è abitazione di Dio, non è bidone della spazzatura. Il tuo corpo è prenotato per la risurrezione. L'hai fatto diventare luogo di fetore. Tu mandi cattivo odore, perché il tuo corpo è pieno di sporcizia. Dio al Signore, voglio la Pentecoste stasera, voglio che lo Spirito in me agisca, si muova. E se il Signore è venuto per farmi per togliere le metastasi del peccato, opera, fai un po' di chirurgia, taglia, togli tutto, perché molti di noi ci siamo stancati, molti di noi da anni che andiamo avanti e non riusciamo, siamo bloccati, ci stanno dentro dei blocchi, si scioglie tutto. Ci siete? Mentre sto parlando, qualcuno sente su di sé già il chirurgo che sta tagliando, sta operando, sta sciogliendo, no? Che scioglie sta liberando, sta spezzando le catene, sta ordinando allo spirito di vita. Tu che sei morto, Lazzaro, manda cattivo dolore, Lazzaro, vieni fuori. Lazzaro uscì dalla tomba, era ancora legato, ma anche se avevi legato, predica ancora di Gesù. Ci consegniamo con forza. Vogliamo fare un canto e poi incominciamo questa rivitalizzazione. Vogliamo essere un esercito di diritti, non di morte. Vogliamo spandere il profumo dell'amore di Gesù. Basta con il cattivo odore, basta con il fetore, basta con tutti i legami negativi. Se hai la mano, cancelli il suo nome, chiudi. Se hai delle amicizie pericolose, decidi stasera di abbandonare. Se hai il cuore indurito, consegnalo al suo conto. Se ti vergogni, vergognati di peccare, non di pregare. Se hai l'odio dentro, ed è da anni che ti porti l'odio dentro, vomitalo. Galilea
sapienza della battaglia. Siete pronti? O avete vergogna? O avete paura? O siete scoraggiati? Non ci credo, sta dicendo un sacco di esseri. Adesso vediamo. Sentite, sia il libro della Sapienza dell'Antico Testamento e sia la lettera di Efesini al capitolo 6 ci dicono una cosa molto bella. Li leggo tutti e due perché adesso faremo la mistagogia della battaglia spirituale. Sentite, i giusti al contrario, sapienza al capitolo 5, versetti 14 in poi, dice: i giusti al contrario vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e di essi accura l'Altissimo. Va bene? Per questo, attenzione, noi stasera ci dobbiamo spogliare degli stracci puzzolenti dell'uomo vecchio. È Pentecoste. Basta con gli stracci puzzolenti dei quali ci siamo affezionati. Scusate, per voi cosa è importante o vergognoso? Togliervi di dosso i panni che puzzano? Vi vergognate di spogliare? No. Quando andate a fare la doccia non vedete l'ora di buttare fuori gli stracci, i panni che mandano, cazzo, ma tu sei sudato, non devo te le mani, e levati qua, levanta la mano, che sei tutto sudato, no? O uno che da un mese non si lava mai, puzza. Allora molti di noi ci siamo affezionati a quei panni, molte volte vai da parte all'ara, perché se non vuoi, ma ti rendi conto che puzzi addosso? Allora da un lato non ci deve essere l'imbarazzo di spogliarsi. Spogliamoci dell'uomo vecchio, buttiamo all'aria gli stracci puzzolenti della nostra vita, non legate, non state affezionati all'uomo vecchio, odiate l'uomo vecchio, la donna vecchia, ma se non ti spogli mai ti puoi vestire di Cristo, dell'uomo nuovo. Se non ti togli addosso le cose brutte, come fai a ricevere le cose belle? Stasera ci dobbiamo spogliare di cose brutte. Sentite, ho perso il segno. No, sta qua. Per questo riceveranno una magnifica corona regale. Il Signore ci ha promesso di incoronarci alla faccia, come si chiama quello lì dell'Inghilterra, là? Di Carlo, Carletto, Carrone, Carluccio. Riceverete tutti una corona regale, un bel diadema nelle mani del Signore, perché Egli ti proteggerà con la destra, con il braccio farà loro da scudo. Ci pensa Lui! Egli prenderà l'armatura del suo zelo e userà come arma il creato per punire i nemici. Indosserà la giustizia come corazza, qui stanno gli attrezzi, si metterà come elmo un giudizio imparziale, perché come scudo la santità invincibile, affilerà la sua cordata inesorabile come spada, e l'universo combatterà contro di lui, contro gli insensati. Partiranno ben dirette le saette dei lampi e dalle nubi, come da un arco ben teso, balzeranno al bersaglio. Su questa linea la lettera di Efesini presenta la battaglia. Attenzione, adesso vi presento le armi dello Spirito. Lo dico soprattutto a Pino e Don Alberto. Ci sono due per vestirci dell'armatura di Cristo. Attenzione, ci sono alcuni attrezzi da indossare. Alcuni sono attrezzi di difesa. E ce n'è uno che è un attrezzo di offesa. Gli attrezzi di difesa sono questi. Sentite.
Dice la lettera ai Efesini: prendete dunque l'armatura di Dio. Diamo l'incarico ai bambini, ai ragazzi? Pure tu, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. Sotto le mazzate noi siamo saldi, non ci ferma nessuno. Più abbiamo mazzate, più ci robustiamo, non perdiamo la fede. Chiaro? Più hai mazzate nella vita, più tu ti aggrappi a Gesù Cristo. Non è che te ne vai via perché basta, mi sono scoraggiato. Ha vinto Lui, ti ha allontanato dalla preghiera. Più hai mazzate, più ti aggrappi a Lui. Stasera faremo questo. Sentite. Attorno ai fianchi mettetevi la verità. Prendiamo il fianco, la cintura. A chi la mettiamo? La cintura attorno ai fianchi. La cintura da mettere attorno ai fianchi è la verità. Sei bugiardo? Dici la verità, sei figlio della verità, la verità ti fa libero. A chi è che vestiamo? Manuel. Oh, Angelo, togliti la mantella, poi vestiamo un bambino o vestiamo da soldatino di Gesù. Chi è che mi dà la mano a vestire con la cintura questo bambino attorno ai fianchi? La cintura è la verità. Mettetela. Ci siete? E non dire le bugie, capite? La verità, mettetelo là in mezzo sto bambino, vai là. Poi prendete la corazza sul petto che protegge il cuore, protegge il petto ed è importante. Mettete addosso la corazza, aiutate sto bambino. Questa corazza si chiama la giustizia. Vi va bene? La corazza sul petto protegge il cuore, la giustizia di Dio, fare la volontà di Dio, questa è la corazza che ti protegge il cuore, perché quando si sta alla guerra il primo colpo si dà al cuore per uccidere la persona, no, e molti siamo malati di cuore, perché non siamo protetti. Molti di noi siamo malati di cuore, malati d'amore, o addirittura siamo inariditi dall'amore. Non amiamo e non vogliamo ricevere amore, perché non crediamo che siamo stati feriti e delusi. E quindi sul petto il Signore ci mette la corazza della giustizia. I calzari, aiutatelo, sai come si mettono questi calzari? Ci stanno gli strappi. I calzari ai piedi che servono a propagare il Vangelo della pace. Dice la lettera agli Efesini: vestite con i calzari. Vi vanno bene? Sapete cosa sono i calzari dello Spirito? Il fervore, la fede fervorosa, lo zelo per il Signore, i cristiani caldi, infuocati, contagiosi, non stomachevoli. I calzari ci fanno camminare, proteggono le gambe, perché ci vogliono tagliare le gambe. Non ce le tagliano, perché noi non siamo cristiani seduti, divani, poltrone, sofà. No, basta con i cristiani che stanno a giudicare, a criticare, ma che non camminano. Dovete sapere che quando Gesù è risorto, sapete cosa è successo? Dice il Vangelo, Maria Maddalena correva dal sepolcro alla comunità. Appena Maddalena ha portato la notizia che lui è risorto, si sono messe a correre due persone, Giovanni e Pietro. E dice il Vangelo, Giovanni correva più forte. Oggi il Signore mette i calzari ai nostri piedi
perché si corre. Non i cristiani di retromarcia, non i cristiani che frenano la fede, frenano la preghiera. Molti si sono abituati a frenare il fervore. Noi vogliamo cristiani di Pentecoste infuocati, i calzari, le gambe buone, non le gambe paralizzate. Cristiani di fervore, pieni di zelo. Stasera chiediamo al Signore il suo regalo. Ci siete? Sì. Ma che sta succedendo? Sto prendendo? Sì. È Pentecoste. La vita nuova, l'uomo nuovo, vestiti a festa, vestiti da guerra. Ancora, afferrate lo scudo. Mettere in mano lo scudo. Sono attrezzi sempre di difesa, ti protegge le gambe, ti protegge la vita, ti protegge il cuore, ti protegge, perché lo scudo si muove, no? Tutta protezione. Questo scudo, dove sta presso il segno, è la fede. Credo in Gesù. Sapete che oggi è di moda non credere, molti si vantano di essere atei. Noi siamo credenti, noi in Gesù ci crediamo veramente, anzi senza di Lui non andiamo avanti. La fede, lo scudo è un attrezzo di protezione che si muove e non ha paura. Ci siete? Con il quale potete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Ogni volta che il maligno ti colpisce, tu ti muovi la fede. Prendete l'elmo in testa, a testa. Come ce l'abbiamo la testa? Siamo esauriti, siamo depressi, abbiamo la testa vuota a perdere come le bottiglie della Piera Perona, abbiamo la testa vuota. Quando preghiamo con la testa dove stiamo? Stiamo qua, molti di noi stanno con il corpo alla parte e con la testa all'altra parte. Dove sta? Ah, scusa, che sono andato di testa, tornate di testa. L'elmo l'hai messo in testa che protegge il capo, i pensieri, l'intelligenza, la fantasia, la volontà, o no? Perché abbiamo qua i ricordi del passato, i cattivi pensieri, le agitazioni. Questo elmo è la salvezza. Il Signore intesta la mia fissazione e salvarti e andare da Gesù. Io mi alzo la mattina, non penso ai soldi, non penso al sesso, penso a Gesù. Qua, dentro di me, c'è Lui. La mia fissazione è Gesù Cristo. Va bene, perché mi sto zitto, perché voi avete capito dove voglio arrivare, no? E poi l'ultimo, questi sono tutti attrezzi di difesa. L'ultimo attrezzo è di offesa. La spada. La spada offende, cioè colpisce. Questa spada è lo spirito, è la preghiera, è la parola di Dio. Stasera incominciamo la guerra, Gerico cadrà. Gerico cadrà. Togliamo la parola Gerico, che mettiamo? Stasera siamo tutti sotto il comando dello Spirito. E Lui, che da questo mondo prende possesso di te. Tu devi colpire, tu. Perché per colpa tua stai male, non dalla colpa agli altri. E se gli altri hanno fatto del male, benedici. Benedite coloro che maledicono. Pregate per quelli che hanno fatto del male. La tua fede, la tua spada, tu devi combattere, non essere cristiano parassita,
che aspetta le preghiere degli altri. Pino vi dà una mano, Ronaldo vi dà una mano, il prete vi dà una mano come il metallo. E tu quando incominci? Tu quando incominci a sgridare in te la fede coraggiosa? Tu quando incominci a impegnare la spada dello Spirito? Tu, la tua fede ti ha salvato, ti ha liberato e ti ha guarito, non la fede degli altri. Che intenzione hai? Vuoi cominciare a combattere? Sveglia il mio cuore, svegliato in acqua eccetera, voglio svegliare l'aurora, voglio annunciare un tempo nuovo, voglio annunciare l'inizio del giorno, non il tramonto. Dove sta la tua fede? Ma vuoi finire di fare il parassita? Combatti. Sei pronto per la guerra? Sei pronto per la battaglia? Hai impugnato la spada dello Spirito? Sì o no? Sì. Non sapete sì? Però. Dove sta? Ci siete? Sì. Pronti? Che facciamo? Pronti? Guerra? Guerra sia? Forza? Coraggio? Non abbiate paura del nemico? Esercito in piedi! Esercito pronto! Pronti per la guerra! La vittoria è assicurata!
vostro cammino spirituale. Vi ho presentato le armi di difesa, gli attrezzi di difesa, e noi ci siamo abituati a proteggerci. No, la protezione, il crocifisso, il crocifisso di San Benedetto, la corona, la medaglia di San Benedetto, l'acqua santa, l'olio, l'incenso, il sale, le benedizioni, sono tutte protezioni. No, a casa vostra il crocifisso, protezione. Ma io non posso vivere una fede sempre per difendermi, altrimenti la mia fede, vivo sempre la paura addosso, mi devo proteggere, mi fanno del male, mi colpiscono, mi fanno male, mi guardo lo stomaco, mi hanno fatto la fattura, mi hanno fatto il maleficio e non mi sento bene. E tu con la testa così te ne vai, tu diventi pazzo. Una fede con la depressione, una fede dove devi proteggere. Io invece stasera, proprio grazie allo Spirito Santo, vi invito a vivere una fede coraggiosa, una fede contagiosa, una fede di attacco, non di difesa, una fede dove sono io che faccio. Non aver paura. Gli altri devono aver paura di te. Se lo Spirito ti riesce in te e tu sei abitante dello Spirito, stasera questa è l'arma per colpire. Dobbiamo colpire quel corpo. Colpiamo. Ce n'è morta. Maghi, grazie. Fattucchieri, grazie. Spiritisti, grazie. Non abbiamo paura. Grazie alla preghiera, perché altrimenti la nostra fede è sempre impaurita e stanca. Con la spada dello Spirito tu colpisci stasera. Cristo, non so se avete d'accordo, io vi voglio insegnare una fede di attacco, non di difesa. Attaccare, perché quelli che attaccano voi, scegliete. Abbiamo la spada dello Spirito, abbiamo il potere dello Spirito. Vi devo insegnare una cosa perché a me non l'ha insegnata mai nessuno. Stasera usiamo la preghiera di comando, basta con le preghiere recitate. La preghiera non è una recita. Recitiamo il rosario, recitiamo la corologia, recitiamo tutta la recita. Lui, sapete che dice? Continua a dire preghiere, non hai fatto niente. Fai le sue minute di preghiere, non hai fatto niente. Invece noi usiamo la preghiera del comando. Oggi c'è un giovane che ha messo su un sito Facebook, non so se c'è ancora, un sito che ha fatto arrabbiare molti demoni nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel suo nome. Io dico a certe persone, voi nel nome di Gesù, con il comando di Gesù, avete i poteri, siete potenti. Perché nel suo nome ogni ginocchio si piega nei cieli nel suo nome. Non recitate più le preghiere, usate la preghiera del comando nel nome di Gesù.
con il potere di Gesù. Nel nome di Gesù guarisci. No, ti auguro di guarire, faccio una preghiera per te perché possa guarire. No! Nel nome di Gesù si liberate. Nel nome di Gesù si spezzino le catene. Nel nome di Gesù si sciolga ogni maledizione. Nel nome di Gesù si sciolga ogni maleficio. Nel suo nome, perché nel nome di Gesù è Lui che comanda. Non recitate più le preghiere, usate il potere della preghiera. Il potere, ha detto la Madonna Medjugorje, cari figli, con la preghiera voi potete sospendere le leggi naturali, potete sospendere la preghiera. Noi stasera useremo il comando della preghiera, perché abbiamo il potere dello Spirito. E nel nome di Gesù ci siete da noi, guarigione e liberazione miracolosa. Ci siete? Questa è fede coraggiosa. Non vi tirate indietro perché Lui farà di tutto per bloccarvi. E allora adesso combattiamo. Pronti? Gerico ancora? Vuoi Donaldo per passare con Gesù sacramentato? Passa così. Celebriamo la vittoria di Gesù stasera. Pentecoste è vita nuova, sorriso nuovo, modo nuovo di amare, cuore nuovo, faccia nuova, testa nuova, non lavata per l'ala, ma nuovo perché lavata con il sangue di Gesù. Stasera torni a casa tu, perché il Signore ti ha messo dentro la risurrezione e la vita. E se hai avuto qualche maleficio, maledizione, blocco, e cambio punto impedimento, nel nome di Gesù sparisca subito, stasera, perché Gesù ha vinto, Cristo ci dà la vittoria. Satana, che farà? Satana, come dite, che farà? Cadrà. Andiamo, forza. Signore Gesù, stasera ti chiediamo di compiere in mezzo a noi cose meravigliose. Qui c'è un popolo che ti ama, che ti adora, che ti segue. Giuriamo di non abbandonarti mai più fino alla morte, di essere tuoi, ma compi le tue meraviglie con il tuo potere, Signore. Spirito Santo, rinnova in noi una nuova infusione della tua presenza, come a Pentecoste. Vogliamo vivere l'esperienza di Pentecoste stasera. Vogliamo te, Gesù. Vogliamo il tuo amore, vogliamo la tua forza. Rendici cristiani forti e coraggiosi. Signore,
Signore Gesù,
Siamo un popolo redento da te, siamo noi, ti giuriamo, facciamo il giuramento. Non ti abbandoneremo mai più perché con te stiamo benissimo. Ha vinto Gesù, 1-0 per l'accento. Hai dato a noi il pane disceso dal cielo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi